Bene, bene. In questi giorni di finta pandemia, è finta perché è finta, cioè anche se è stata dichiarata lo stato di pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è una pandemia questa, è un avvenimento che succede ogni anno, né più né meno che ogni anno. Hanno inculcato la paura, sembra che sia una cosa fuori dagli schemi, è esattamente un'influenza come tutti gli altri. È come se abbiamo in mano un calice di vino, dall'aspetto ci sembra che sia bevibile, e invece è imbevibile, al primo sorso via, non serve. Ok. Dirigo vari gruppi e pagine su quel pantano che chiamano Facebook, e mi sta interessando molto agire su un gruppo locale di Villassor, si chiama Videsorris, traduzione in lingua sarda della parola italiana Villassor. Mi sto trovando bene anche perché dopo un periodo iniziale diciamo, di contrasti, il gruppo si è stabilizzato e forse qualcuno che non serviva ha preso i bagagli e se n'è andato. E sta andando bene. Ok, 15 maggio 2020. Due racconti. Al primo ci tengo in maniera particolare perché pone una domanda. La Sardegna è un immenso sito archeologico e la domanda, però siamo sotto dominazione italiana, la domanda è questa: conviene scavare per dare ristoro anche all'economia, scavare e portare alla luce i reperti, o conviene non scavare? Beh, la mia, la mia tesi la porto fuori con il primo racconto. Il secondo è la presentazione di un libro, Storia de Vogue Bentu, 100 anni di storia popolare sarda. Non è la storia scritta dalle oligarchie, è la storia scritta dalla gente. Lo potete trovare alla biblioteca comunale di Villassor, se avete piacere di leggerlo e se vi incuriosirà la mia presentazione. Terzo racconto: correvano gli anni dello Scorpione. È un racconto ambientato nel mio paese, a Villassor, negli anni a venire. Iorao77 il mio sito, scritto venerdì 11 novembre 2016. Maestro Serapio. Mio padre mi svelò poco prima di lasciarci alcuni segreti che riguardano la casa nella quale abitavamo e che abito attualmente. La casa venne edificata nella sua struttura originaria da un nostro progenitore che chiamavano Maestus Serapiu. Era una specie di re, onorato e soprattutto rispettato dai vicini, che in alcuni casi prendevano ordini da lui. Lo immagino come un guerriero valente, un condottiero con una spada in una mano e uno scudo rotondo nell'altra. Lo immagino come un grande navigatore, un grande artista e un validissimo costruttore. Consegnò a suo figlio dei documenti scritti nella sua lingua, perché stranamente i sardi scrivevano da moltissimo tempo. Ed ecco che quei documenti sono ora in mio possesso.
si raccomanda di comportarmi sempre con onore, di essere orgoglioso delle mie origini e di tenere sempre in ordine pulita la casa. Mi rivela che scavando avrei potuto trovare grandi segreti, grandi tesori e soprattutto grandi rivelazioni. Mi dice che molta gente sarebbe voluta entrare in casa per depredarla e per renderla come una discarica di rifiuti altrui. Mi rendo conto che questo è successo. Ma lo scritto di Maestro Serapiu mi viene incontro riguardo le decisioni da prendere. Mi consiglia, fino a che in casa mia abita un abusivo, di fare di tutto per preservare i tesori custoditi sottoterra. Mi predice che verrà il giorno in cui la mia casa sarà libera da estranei, libera da stranieri, libera da abusivi, libera da uno Stato che è in difetto di giurisdizione nella sacra terra di Sardegna. Solo allora, quando io e i miei discendenti avremo l'esclusivo possesso della casa, potremo iniziare a scavare alla ricerca dei tesori nascosti. Seppure a qualche avvisaglia del grande valore custodito dalla terra sia venuto alla luce ad opera dell'abusivo di turno, a sentire il mio progenitore so con certezza che essa, quella venuta alla luce, è una miserrima parte dell'immensa ricchezza ancora da scoprire. Per conto mio farò di tutto per far sloggiare l'abusivo e solo allora comincerò gli scavi. Non è molto intelligente lasciare che i frutti custoditi e tramandati da Maestro Serapiu vengano sfruttati da gente che non ha nessun diritto a depredare la nostra casa. E se non sarò io a buttarlo fuori di casa, lascerò disposizioni ai miei figli. Quando avvertirò le prime avvisaglie di dover abbandonare la casa per sempre, consegnerò ai figli quei documenti. La storia finisce qui. Il messaggio che vorrei dare è che non è il caso di farsi influenzare dalle ultime credenze buoniste, altrimenti definite New Age o similari. Il messaggio che comunico è che le nostre radici vanno onorate e preservate, che la nostra appartenenza a questa terra o casa che dir si voglia non deve mai venir meno. Il mondialismo si sconfigge con l'onore e con l'appartenenza etnica. Sarà pure vero che tutti i popoli sono uguali perché appartengono alla stessa razza umana, ma ricordiamoci sempre che ci sono popoli più uguali degli altri, come direbbe qualcuno vissuto molto tempo fa. Presentazione del libro Storia del Vogo e Bentu in biblioteca, se volete leggerlo in biblioteca. Lunedì 12 febbraio 2018, presentazione del libro Storia del Vogo e Bentu. Scopo primario di ogni potere, specie se coloniale, è travisare la storia, raccontarla con voci omologate al sistema dominante. Scopo di ogni popolo sottomesso è confutare con dati di fatto le bugie del sistema. La narrazione è ambientata nella Sardegna ottocentesca a partire dagli ultimi anni del 1700 con la cacciata dei piemontesi da Cagliari e il successivo tradimento del Parlamento sardo che chiedeva ai Savoia, che io chiamo Saboia, di tornare. Sembra che i sardi di quel periodo e anche di questo periodo non riescano a vivere se non sotto il giogo straniero.
sappiamo accendere le rivolte, lo sappiamo fare, ma non sappiamo fare vere rivoluzioni. Termina con la narrazione, vista con occhi popolari, della emblematica e semi sconosciuta ai più di un capitolo della grande storia sarda, tutto maiuscolo, che risponde al nome di Rivolta del Pane, che ha visto il suo culmine nella Cagliari della 1906. Particolarmente, cioè, questa parte che racconta la rivolta del pane del 1906 prende una buona parte del libro, è la parte finale del libro. Devo ringraziare il mio amico Mauro Basile, che mi ha fornito documenti originali dell'epoca. Qualcosa l'ho cercata io, ma la maggior parte me l'ha fornita lui. Grazie Mauro. Buona parte della narrazione si sviluppa in una zona della Sardegna che reputo la più suggestiva dell'isola, l'Ogliastra, nella quale ho molti amici. E proprio in Ogliastra farò la mia prima presentazione in assoluto di questa mia pubblicazione. Chiederò ad alcune eccellenze del movimento di liberazione del popolo sardo, sempre ammesso che esista un movimento di liberazione in Sardegna, di affiancarmi nella presentazione del libro, che, lo ripeto, cerca di sviluppare il discorso storico confutando le certezze scolastiche che il potere cerca di inculcare al colonizzato, rimarcando il fatto che nessun colonizzatore sopporterebbe una superiorità culturale e storica del colonizzato. Si parlerà della grande truffa statale della legge delle chiudende e di come i potenti latifondisti e feudatari siano riusciti a chiudere immensi spazi comuni andando contro la legge. Si parlerà di quell'eccellenza tutta sarda che risponde al nome di grande archeologia, delle sinergie con i rivoluzionari francesi, siamo il periodo subito dopo la rivoluzione francese, del fatto che la sardità ha sempre fatto paura ai colonizzatori. Si parlerà dell'unico canale a disposizione della gente, poeti e cantadores, per limitare lo strapotere comunicativo statale. Si parlerà delle pessime condizioni nelle quali era tenuta la popolazione sarda. Storia di sopraffazioni e di riscatto, di rivolte e bardianie. Sembra che la gente, per poter vivere una vita economicamente soddisfacente, dovesse necessariamente infrangere la legge dei sistemi feudali. Stabilisce che chi è povero dovrà restare per sempre povero ed emarginato, a meno che non infranga la legge. Si rimarcherà il fatto che storicamente, ieri come oggi, qualsiasi rappresentante del popolo sardo, ieri come oggi, ha tradito e tradirà le giuste istanze di libertà per ottenere vantaggi personali. È sempre successo. Ci si dimentica troppo facilmente che dalla Sardegna ancestrale è nata la civiltà occidentale. Il libro serve per conferire alle genti sarde quell'orgoglio di appartenere ad un grande popolo che ha e può indirizzare la civiltà umana verso traguardi più naturali e giusti. Il libro è scritto in sardo, ogliastrino, campidanese e in italiano. Alla presentazione si potrà parlare anche in italiano.
terzo step di questo video, secondo racconto, scritto domenica 29 ottobre 2017. Correvano gli anni dello Scorpione. Nel corso degli ultimi anni della terza decade del XXI secolo, la situazione planetaria era enormemente cambiata solo se raffrontata ad appena 3 lustri prima. Le fetenzie avevano inferto alla popolazione duri colpi, la gente poteva usare solamente denaro elettronico privato di proprietà delle oligarchie. Il lavoro era equiparabile alla schiavitù, ecco perché io parlo di produzione, non parlo mai di lavoro, parlo di produzione, perché il lavoro implica concetti che a me non piacciono. Le imposte erano onnipresenti e rilevantissime, la stragrande maggioranza della popolazione era microchippata, i governi non venivano più eletti ma nominati, l'economia, seppur florida per i potenti, era in mano all'elite e alle multinazionali, veniva pagata a prezzi esorbitanti persino l'acqua. Le società dei servizi, tutti in mano alle fetenzie, avevano impoverito talmente tanto la gente che essa non aveva risorse per poter mandare avanti in maniera decente la propria vita. Il pianeta stessa era al collasso e mentre le fetenzie non variavano il loro stile di vita fatto di lussi e dimostrazioni di onnipotenza, la gente doveva rinunciare anche alle carni troppo dispendiose da produrre, sostituite da una miriade di cibi proteici industriali, e tra cui spiccavano per importanza la nuova frontiera della nutrizione che le oligarchie avevano pianificato per il futuro del popolino, vermi e insetti. Alcune persone, non potendo più vivere con le regole dettate dal sistema, giocoforza abbandonarono i centri abitati e si stabilivano in campagna, dando vita a comunità completamente staccate dal sistema dominante. Un ritorno alle origini. Si nutrivano di frutta e verdura e appunto di vermi e di insetti. In Sardegna, si sa, non esistono insetti particolarmente velenosi, ma esiste una via campestre in contrada di Sorres denominata via Scrappoi, che tradotta dalla lingua sarda al dialetto italiano significa la strada degli scorpioni. Una comunità di sorressi si stabilì proprio in quella zona, nutrendosi, oltre che di cibi vegetali, anche di formiche e scorpioni, specie particolarmente abbondanti in loco. Bastò il tempo di solo una generazione che crebbe in seno alla comunità una tipologia di individui dalle caratteristiche completamente dissimili dalle generazioni precedenti. Erano dotati di una intelligenza esplosiva e di una mente velocissima, logica e determinata, forza fisica rilevantissima, ed erano immuni da ogni sorta di sedazione che le fetenzie adottavano per zombizzare la popolazione. La nuova popolazione così formatasi in zona Scrapponi, capiti i meccanismi che consentivano alle oligarchie di dominare così pesantemente il resto della popolazione, decise che era giunto il tempo di azzerare fisicamente la casta dominante. Fu facile per loro scovare la maggior parte delle famiglie dominanti, perché molte di esse
avevano scelto di risiedere in Sardegna per via dei numerosi portali energetici e vibrazionali benefici presenti nell'isola, dove si concentrano le più numerose testimonianze della civiltà che aveva generato tutte le altre. Fatta piazza pulita delle elite che si erano stabilite in Sardegna, passarono alla fase successiva, cioè dare il colpo di grazia alle restanti famiglie difettenti. Le cercarono in tutto il pianeta, le scovarono e le distrussero. Il pianeta rinasceva così a nuova vita. Ogni popolazione, ogni popolo, ogni nazione spopolò le città, si trasferì in campagna, adottando stili di vita rurali e naturali, senza disperdere conquiste tecnologiche e scientifiche acquisite. Abbandonò logiche petrolifere per indirizzare la ricerca su beni coerenti allo stile di vita al quale ogni umano dovrebbe ambire. Fu abolita la moneta, si governava in maniera autonoma, come delle città-stato, cioè gli stati molto estesi e molto popolosi non possono essere governati democraticamente. La democrazia esiste solo nel piccolo, nel grande non esiste, perché nel grande possono esistere solo deleghe e rappresentanze, e invece la gente deve governare direttamente. Il sistema delle esedre che troviamo di fronte ai pozzi sacri in Sardegna servivano forse, anzi sicuramente per fini spirituali, ma servivano anche per generare vera e viva democrazia. La gente lì si riuniva e decideva, ma decideva direttamente. Fu abolita la moneta, si governava in maniera autonoma, non esistevano più deleghe parlamenti, ma assemblee di esseri umani liberi, capaci di imprimere alle comunità così formate un indirizzo etico e naturale. La democrazia non è nata in Grecia, è nata in Sardegna, con il sistema delle esedre e delle assemblee degli uomini liberi e donne libere. Questa è una favola, ma attenzione, le fettenzie stanno creando le condizioni di dominio assoluto. Sta a noi capire le loro strategie e intervenire con coraggio e determinazione perché ciò non avvenga. Farsi togliere le castagne dal fuoco da altri è comodo e privo di rischi. Ma se ciascuno di noi non diventa in prima persona il cambiamento auspicato, questo pianeta soccomberà per l'ignavia di molti.